Benvenuti, bentrovati. Dopo 5 anni dalla pandemia torna la paura? Beh, si parla di un virus in questi giorni che ha colpito molte città della Cina. HMPV è un acronimo per dire metapneumovirus umano. Ma del resto è un virus, diciamo, che dovrebbe causare il banale raffreddore o l'influenza, è riassimilabile al virus respiratorio sinciziale che molti di voi sanno causa la bronchiolite, soprattutto nei bambini sotto i 5 anni e le polmoniti e le bronchiti negli anziani. Quindi già da questi due diciamo, riferimenti capiamo che colpisce i soggetti che hanno il sistema immunologico insomma meno attento rispetto a altri o i defedati per altri motivi, comorbilità che significa patologie intercorrenti. Però dico, ecco, dobbiamo ritornare ad avere paura di un'altra pandemia? Ovviamente no, però adesso di nuovo attenzione, di nuovo il lavaggio delle mani, di nuovo la mascherina in certi ambienti dove c'è affollamento, soprattutto se conosciamo persone che tornano dalla Cina, perché un greco di 71 anni in questo momento si trova in terapia intensiva perché la figlia tornando dalla Cina ha portato questo virus. Tosse, raffreddore, starnuti, respiro sibilante, ecco questa è la sintomatologia. Dovremmo guarire se mai dovessimo incontrarlo nella nostra vita dopo 7-10 giorni. E la reinfezione purtroppo mi sa che per tutta la vita potremmo rifarla, quindi non lascia un'immunità duratura. Ecco, cosa bisogna fare? Bisogna non dimenticare delle buone abitudini, stare attenti a non respirare vicino persone dove c'è affollamento, ma questo varrà per sempre nella nostra vita, anche il ricordo di quella pandemia che tanto ci ha spaventati. Ecco, io chiudo così questo discorso riguardo questo virus che in realtà non è, l'OMS dice, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è un virus isolato adesso, ma è stato isolato nel 2001, quindi con gli accorgimenti potremmo insomma scongiurare patologie più severe. E infatti oggi qui il nostro ospite, qui dico perché, adesso ve lo spiego, è il dottore Giovanni Vaccaro, cardiologo, emodinamista, quindi interventista nell'ambito cardiologico, al quale chiedo di botto immediatamente. Ecco, molte morti improvvise vengono, diciamo, riassimilate a quella che è stata la vaccinazione anti-Covid o l'infezione da Covid, ma è vero che questi giovani che muoiono improvvisamente possono morire a causa di questo vaccino che abbiamo fatto? Intanto grazie per l'invito Simona. In realtà bisogna basarsi su dati scientifici perché come lei sa i social amplificano tutte le notizie di morte improvvisa cardiaca, c'è sempre stata e ci sarà sempre, non si può attribuire sicuramente al vaccino la causa della morte. Gli unici dati che sono stati poi validati dal punto di vista scientifico sono ad esempio le trombosi che davano alcuni vaccini vettoriali come quello dell'AstraZeneca, soprattutto a livello dei seni venosi cerebrali e soprattutto nel sesso femminile. Tant'è che poi il vaccino è stato anche ritirato, ma è stato anche ritirato perché poi i vaccini che sono usciti dopo sicuramente avevano una copertura immunologica maggiore. Lo stesso discorso per le miocarditi, cioè la percentuale di avere una miocardite dopo vaccinazione corrisponde allo 0,002%, quindi parliamo di 20 casi su 100.000 persone e sicuramente è più probabile avere la miocardite in corso di infezione da Covid-19 che non in corso di vaccino e comunque qualora si andava incontro alle miocarditi, erano delle miocarditi che non lasciavano Assolutamente sicuramente trattabili. degli E strascichi. questo l'hanno dimostrato anche in Israele, quando Esatto, vaccinarono, mi esatto. ricordo, tanti ragazzi, pochi andarono In in ospedale, Australia ma abbiamo ormai niente. dei dati di Sì, milioni di sì, sì. popolazioni, mentre quello che rimane, mi riallaccio al discorso tuo che parlavi di un virus nuovo, la cardiopatia ischemica invece è vecchia, si conosce da secoli, ma la mortalità è sempre quella. Quindi ci dobbiamo chiedere perché la cardiopatia ischemica rappresenta sempre la prima causa di morte. E questo perché? Perché i fattori di rischio che si conoscono da secoli vengono in un certo senso trascurati, cioè vi è un problema educazionale, Certo. vi è un problema nel capire che bisogna sicuramente trattare l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, non fumare, cioè vi è una sorta di poca educazione, poca cultura
nel trattare i fattori di rischio da parte della popolazione, e questo naturalmente grava sull'indulgenza poi dell'infarto. Certo, dottore Vaccaro, io adesso le faccio una domanda, lei è un giovane medico, quindi vorrei chiederle come mai i giovani d'oggi, che dovrebbero avere una cultura differente, perché le informazioni comunque scientifiche ci sono, le facciamo, c'è una certa corrispondenza comunicativa tra noi e il pubblico o il paziente o il cliente, che dir si vuole. Perché un tempo si fumava ma non se ne conoscevano i reali rischi, c'era ignoranza intorno al fumo. Adesso dovrebbe esserci più cultura sia da parte dei genitori sia da parte dei ragazzi. Ecco, perché continuano a fumare anche di più, di prima? Ecco, questa è la cosa stranissima che avviene. Ma lì è un problema, come dicevo io, più che il fumo sono anche ora le droghe, la cocaina, sono tutte droghe ormai diventate facilmente reperibili. E secondo me è un problema educazionale, bisognerebbe fare sicuramente più informazione nelle scuole. Quindi anche, ancora di più? sì, anche facendo vedere immagini forti, i danni che provoca la cocaina a livello cardiaco, a livello del sistema Ma sono cerebrale. ragazzi che stanno sul web, e sul web lei sa benissimo che le notizie vengono divulgate con una velocità incredibile, eppure loro fumano di più dei nostri nonni, ma almeno, non voglio giustificare i nostri nonni, ma loro non si conoscevano le conseguenze come le si conoscono adesso, quindi è un'assurdità. Ma allora, dottore Vaccaro, l'infarto innanzitutto che cosa? Lei ha parlato di cardiopatia ischemica, Sì. è l'infarto la cardiopatia ischemica? Allora, l'infarto è l'espressione più alta della cardiopatia ischemica, cioè l'occlusione totale di una coronaria. In termini semplici, ricordiamo al pubblico che ci ascolta che le coronarie sono quei vasi sanguigni che si trovano sopra il cuore e che sono deputati al trasporto di sangue e quindi di ossigeno al tessuto cardiaco. Come tutti i vasi, sono soggetti all'aterosclerosi, cioè a invecchiamento e alla formazione di placche all'interno del lume vasale. Naturalmente un soggetto che non ha nessun fattore di rischio ha una percentuale di rischio bassissima, 1%, 2% di andare incontro all'evento cardiovascolare rispetto a un soggetto che può essere diabetico, fumatore, dislipidemico, iperteso. Questi soggetti naturalmente con questi fattori di rischio, soprattutto non quelli in cui i fattori di rischio sono scarsamente controllati, vanno incontro alla formazione dell'ateroma, che non è altro che una placca costituita prevalentemente da colesterolo cattivo, il cosiddetto LDL, che si accumula all'interno della coronaria fino alla rottura. Quando la placca si rompe e si forma il trombo che occlude la coronaria, si ha lo STEMI, il cosiddetto infarto acuto, cioè dolore acuto, dolore oppressivo che si irradia alla gola, alla spalla, e quindi il soggetto arriva in ospedale e viene sottoposto all'angioplastica primaria. Questa naturalmente è la storia migliore, perché poi se il paziente, noi ancora oggi vediamo, anche lì ti parlo di fattori sociali e culturali, il paziente magari si tiene questo dolore acuto, arriva anche dopo 2 o 3 giorni con un quadro già di scompenso cardiaco, di infarto evoluto, e lì poi il danno diventa irreversibile. Per questo, secondo me, bisogna insistere sulla prevenzione, tant'è che tutti gli studi hanno visto che, ad esempio, le donne hanno una minore incidenza di cardiopatia ischemica, oltre per il fatto ormonale, che sono protetti agli estrogeni, ma anche per una maggiore cultura al trattamento di fattori di rischio. Aspetti, dottore Vaccaro, la interrompo. Noi abbiamo sentito dire da voi cardiologi che la donna in realtà è protetta fino ad una certa età, dove diciamo la percentuale è più alta per gli uomini a rischio di infarto e minore per le donne. Poi quando gli estrogeni vanno via in menopausa si inverte un po', si allineano queste due no? Statistiche. Si inverte un po', però paradossalmente poi la donna ha una prognosi peggiore, si è visto, quando ha l'infarto. Perché? Perché certe volte presenta dei sintomi che sono diversi, sfumati, e che sottovaluta. Per esempio può presentare vomito, epigastralgia, dispnea, e quindi anche lì arrivare in ospedale tardivamente. È importante arrivare in ospedale quando ci sono questi sintomi, che spesso, dottore Vaccaro, vengono confusi con il reflusso gastroesofageo, che può causare dolore alla bocca dello stomaco. Come facciamo a capire quando ci dobbiamo spaventare in realtà? Allora, è ovvio che Preoccupare, ecco, il diciamo. sintomo classico rimane il dolore toracico costrittivo al centro del torace, che si irradia alla gola o alla spalla sinistra. Sì. È ovvio che chi ha l'ernia iatale può avere anche questi dolori che un po' si camuffano, però molto spesso si pensa che siano dolori reumatici e alcune persone non vengono al pronto soccorso. Ma la cosa che vorrei stressare
che la diagnosi è semplice perché in corso di infarto la diagnosi viene fatta con un esame di basso costo e di facile interpretazione che è l'elettrocardiogramma e quindi andare già al pronto soccorso a fare un elettrocardiogramma molto spesso ti può anche salvare la vita. Dottore Vaccaro, ma esiste uno screening per prevenire l'infarto? Allora, lo screening, diciamo oggi come oggi abbiamo delle chance in più, come ad esempio l'attacco coronarica, ma questa va rivolta come la linea guida alle persone per esempio che hanno una familiarità, perché ricordiamo che tra i fattori di rischio vi è il peggiore, ahimè, che è la familiarità, che è un fattore di rischio che noi non possiamo modificare. Vi sono anche da Agrigento delle famiglie che hanno un'altissima percentuale di cardiopatia ischemica, allora in queste famiglie il soggetto sano, per esempio di 40 anni, può anche eseguire un'attacco coronarica che se fatta bene sostituisce la coronografia e ci permette di andare ad avere una visualizzazione ottimale delle coronarie e in alcuni casi, qualora vi siano delle placche, andare anche a fare delle analisi quantitative e stimare se la placca è una placca da trattare o meno. Quindi oggi come oggi sicuramente sì. Dottore Vaccaro, lei poco fa diceva, ha fatto questo appunto importante, sottovalutare la sintomatologia e arrivare in ospedale che già c'è lo scompenso cardiaco. Ecco, ma quando c'è una diagnosi del genere, nel senso che l'infarto ha fatto la sua strada, tu non l'hai capito, non sei andato al pronto soccorso, cosa abbiamo detto noi medici? Abbiamo fatto una condanna a morte o lo aiuteremo farmacologicamente per tutto il resto della vita o la sua vita si è accorciata? Ma sicuramente la prognosi allora, è una malattia tempo dipendente, si dice in questo caso il tempo è muscolo. L'angioplastica primaria ha i suoi effetti se viene fatta entro 90-120 minuti. Ah, ecco, Quindi questo, no, io... superati questi minuti? Naturalmente la prognosi peggiora, se noi facciamo Certo. un'angioplastica a un soggetto che viene dopo una settimana e ha 20% di FE, noi andiamo a dare Che cos'è sangue, Che cos'è? scusa, 20% FE sarebbe la funzione del cuore, che è normale è 60%, quindi se già un paziente arriva compromesso con 30% di funzione cardiaca e noi facciamo un'angioplastica, sì, tu la fai, ma è come se dai acqua a una pianta secca e quindi poi questo paziente andrà incontro all'aritmia e tutta una serie di Ma complicanze. questo perché? alla Perché c'è cardiopatia stata ischemica. un'ostruzione che non ha consentito l'afflusso del sangue al Esatto. cuore e quindi l'apporto nutritivo e soprattutto di ossigeno. È ovvio. Cioè, quindi Più ischemia. il cuore sta a non ricevere sangue, quindi più tempo la coronaria sta chiusa, più il danno sarà esteso. Questo si Certo. vede all'ecografia. Ma noi abbiamo naturalmente tutti i pazienti comunque che arrivano da noi in tempi ragionevoli, poi tornano a svolgere una vita perfettamente normale, anche perché oggi i farmaci che abbiamo a disposizione ci aiutano a Aspetti, dottore combattere. Vaccari, i farmaci a disposizione. Lei parlava sulla familiarità, non possiamo intervenire e questo lo capiamo, familiarità all'infarto. La familiarità del colesterolo si differenzia dalla familiarità all'infarto e in questo caso il farmaco è un farmaco che fa effetto, ma quanti effetti collaterali però, dottore Vaccaro? Cioè tu praticamente, come si suol dire, vai a sistemare un qualcosa che sta per funzionare male a causa di, ma ne vai a scompaginare altre di cose, il fegato, il pancreas, queste benedette statine non sono per tutti, dottore Vaccaro, quindi ci dica lei cosa fare e come cambiare o che soluzione trovare. Ma sicuramente la soluzione, Simona, non sono gli integratori, perché oggi c'è anche un diciamo, commercio secondo me un po' sproporzionato di integratori, perché chi ha una ipercolesterolemia familiare con 280 di totale e 160 di LDL, l'integratore spende soldi inutilmente. Lì bisogna agire con le statine. Poi la statina non a tutti dà la classica miolisi o i dolori articolari, ma a parte che vi sono varie statine, se ti dà il dolore articolare provi un'altra Ma non statina, solo quello, poi c'è l'acido bempedoico, vi sono altri prodotti, naturalmente ad esempio oggi si utilizzano anche gli anticorpi, ma questi vanno utilizzati nei soggetti che già sono stati colpiti da cardiopatia ischemica. Certo, dottore Vaccaro, ma sono tutti candidati alla statina? Perché non è solo un fatto di dolori articolari e muscolari, potrebbe anche dare problemi agli enzimi epatici, insomma, qualcosa può scombinarla la statina, no? Ovvio, naturalmente dopo un mese, 2 mesi tu fai un prelievo per transaminasi, per CPK, se i valori sono normali continui con la statina. È ovvio che l'ipercolesterolemia familiare, la dieta influisce poco.
lì devi Certo, agire sì, farmacologicamente. sì. E allora, dottore Vaccaro, lei diceva fattori di rischio per la formazione delle placche ateromatose. Quindi a base di colesterolo cattivo, ha detto LDL, ormai abbiamo imparato a conoscerlo tutto, il colesterolo nel nostro corpo c'è e ben venga che ci sia, il problema è proprio quello cattivo, no? A produzione sia da parte del nostro fegato il colesterolo, sia anche per gli alimenti che introduciamo. Qual è la dieta corretta che dobbiamo fare e a quale età iniziare per non avere questi problemi? Perché insomma, parliamoci chiaro, le patatine fritte piacciono a tutti, la carne rossa piace a tutti, mangiare insomma in maniera piace a tutti, ecco. Sicuramente la dieta mediterranea è comunque iniziare da subito, perché se poi tu hai tuo figlio che ti prega per andare al McDonald's ogni giorno e lo porti lì, già comunque si è visto che già nei neonati iniziano le placche aterosclerotiche, quindi secondo me... Aspetti, dottore Vaccaro, questa è una cosa interessantissima, cioè nei neonati si vedono Ma a certo, volte le placche. esatto, bisogna iniziare subito, sin dalla prima età, cioè l'educazione alimentare va fatta anche a scuola. Io la penso così, perché se lei guarda in America la percentuale di bambini obesi, Ah, guarda, questi sì. bambini poi vanno incontro ad evento cardiovascolare, ma non è solo il colesterolo, attenzione, perché da noi c'è una cultura strana, la gente viene e ti dice, dottore, ma io sta pillola per la pressione la devo prendere a vita? Ma che domanda è la devo prendere a vita? Ma se teniamo noi la pressione a 170 e non abbiamo il sintomo, questa pressione a lungo andare determina un'alterazione strutturale e funzionale della parete vascolare, perché noi dobbiamo immaginare sia le coronarie sia i vasi sanguigni come un organo, cioè all'interno dei vasi sanguigni vi è un tessuto che si chiama endotelio, dove si produce l'ossido nitrico, le proteine, il collagene, quindi questo stress di parete aumentato nel corso degli anni modifica Certo, l'elasticità e la certo. composizione delle coronarie fino alla rottura e all'ulteriore formazione di trombo. Rottura è come se ci fosse una forte pressione, tipo noi apriamo un rubinetto dove esce l'acqua in maniera potente e scoppia, oppure uno sfiancamento. Sfiancamento e poi rottura perché si perde, aumenta la rigidità del lume, ma queste naturalmente sono delle modifiche che avvengono nel corso degli anni, non avvengono Certo. un giorno. Per questo oggi anche le linee guida europee ti dicono, ti danno l'opportunità di scegliere, ad esempio c'è la pillola con due farmaci, l'associazione, cioè per permettere che il paziente sia più compliante alla terapia ed evitare magari di dare una pillola la mattina, una il pomeriggio, una Sì, la sera, concentrare in si dà una una pillola soluzione. magari con due principi attivi, così Sì. quel paziente sa che la mattina si deve prendere quella pillola. E magari in quella pillola ci può essere anche sia l'aspirina sia la statina, cioè oggi ci sono varie associazioni proprio per facilitare maggiormente la compliance L'attenzione del della terapia. paziente. Esatto. E allora, visto che lei può darci questo consiglio a tutti noi, ecco, quando si soffre di pressione arteriosa, molto spesso la pillola inizialmente non fa tanto l'effetto che desideriamo. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare? Cioè si fanno varie prove, non è sempre quella giusta quella che troviamo. No, E quando poi la pressione a un certo punto dovesse essere pure bassa, ecco, non idonea al nostro stare bene fisicamente, significa che possiamo anche non prenderla quel giorno oppure dimezzarla un quarto. Ecco, ci dia lei questi consigli, dottore Vaccaro, siamo confusi. no, allora guardi Simona, l'ipertensione arteriosa intanto come da linea guida la prima terapia è la modifica dello stile di vita, cioè riduzione del sale, attività fisica, abolizione del fumo, riduzione dell'alcol. Se si esegue questo corretto profilo, molto spesso si riesce ad avere una riduzione anche di 5 mm di mercurio della pressione arteriosa. Dopodiché è ovvio che non vi è una pillola da solo, vi sono tante pillole che appartengono a diverse classi farmacologiche e dipende anche da come la pillola viene metabolizzata e processata dal nostro organismo. Quindi è normale che chi prende la pillola, poi può capitare che magari con il caldo, quando c'è vasodilatazione in estate, la pillola la devi ridurre. Però dico, oggi come oggi, sicuramente prendere una pillola per l'ipertensione arteriosa sono più i benefici che i rischi, perché poi sono delle pillole che non hanno, diciamo, nessuna complicanza, al massimo hanno degli effetti È un indesiderati salvavita questa minimi. pillola Esatto, infatti dobbiamo abituare la nostra mente a recepirla come esatto. un pezzo di pane che mangiamo ogni Cioè, giorno. se Ecco. ancora la percentuale della cardiopatia ischemica è alta perché soprattutto nei paesi dove vi è un livello socioculturale basso, la popolazione è restia al trattamento dei fattori di E rischio, quindi questo è dobbiamo vero. chiederci questo.
E allora, dottore Vaccaro, siamo in conclusione, quindi per chi ci ascolta un piccolo consiglio. Io vorrei dire, questo cuore matto, cuore da legare o cuore da coronografare? Coronarografare. No, da coronarografare noi speriamo mai, quindi trattiamolo bene per evitare la coronarografia. Esatto, e quindi facciamo, corriamo comunque, un po' di... vorrei dire che oggi, stendo veramente per me lavorare in emodinamica è un onore, perché devo dire che la nostra azienda da sempre, da quando è nata l'emodinamica, non ci ha fatto mancare mai niente, e ho l'orgoglio di dire che chi ha l'infarto a Agrigento, ha l'infarto in America o in Francia, posso dire che non c'è nessuna differenza, perché noi abbiamo tutti i tipi di device e di materiali di ultima generazione. Il problema è solo un arrivare in ospedale, perché chi arriva in ospedale in tempo vi assicuro che ha più del 95% di probabilità di sopravvivenza e di avere una qualità di vita differente. Esatto. Del resto siete uno dei nostri fiori all'occhiello dell'ospedale San Giovanni di Agrigento. Grazie dottore Vaccaro per il suo contributo. Grazie a lei. Saluto tutti e che dirvi, alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain,